Parto pure. Eccoci qua, cari telespettatori, allora vi ripresento i nostri ospiti. Cominciamo adesso dalla mia destra, Angelo Bellatti, economista, presidente Longarone Fiere, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Ben arrivato anche Renato Mason, segretario CGA di Mestre, Grazie. E quando dico CGA di Mestre già si aprono orizzonti infiniti. Orizzonti infiniti, con dati, numeri che ci spaventano, purtroppo ci rattristano sempre, e con loro incominciamo ad affrontare diversi temi che riguardano soprattutto il mondo dell'economia. Io direi di incominciare un po' a inquadrare la situazione, dai, con un occhio europeista, quindi stavolta la patata prima la passiamo da Angelo Bellatti, poi la ribaltiamo su chi sviscera nomi. Brexit. Ma dal punto di vista europeo sappiamo che siamo il fanalino di coda. Noi abbiamo una crescita dello 0, mentre altri paesi invece hanno delle crescite molto più impetuose, diciamo, se possiamo usare questo aggettivo, e quindi la situazione dell'Italia non è una situazione, fra l'altro, magari fosse collegata al governo di turno, avendo una situazione che si è purtroppo accavallata nel corso degli anni e i difetti invece di ridursi sono aumentati, primo di tutto il debito pubblico. Noi abbiamo una situazione che nel corso degli anni è sempre, diciamo, andata in peggioramento. Credo che il debito pubblico potrà dircelo meglio Renato Mason, comunque è un termometro fondamentale di come un paese sia gestito, se bene o se male, e quindi purtroppo siamo il fanalino di coda. Gli strumenti che vengono messi a disposizione sono sempre strumenti che non funzionano, perché qui mi dispiace di dirlo, però noi abbiamo costantemente un problema di disequilibri, di residui fiscali, di trasferimento eccessivo di risorse da un'area all'altra del paese, e questo residuo fiscale è famoso ormai perché proprio con CGA di Mestre l'avevamo individuato studiando le banche dati territoriali che sono poi messe a disposizione della Commissione europea. Questo trasferimento di risorse non è improntato all'efficienza e alla responsabilità, quindi nulla question, nessun problema che alcune regioni aiutino le altre, ma come funziona oggi il sistema è un sistema deleterio. Quindi quando noi parliamo di attuazione della Costituzione, degli articoli 116 e 117, perché ci sia l'autonomia, stiamo parlando anche di un sistema che permetterebbe un maggiore controllo dell'aumento di questo devastante debito pubblico, perché con quello aumentano le tasse, quindi aumentando le tasse perché tu devi aumentare le entrate dello Stato, quindi aumentando le tasse le imprese fanno più fatica a produrre, ad essere competitive, in più abbiamo una grandissima burocrazia che non funziona, complicazioni di tutti i tipi che sembrava, no? Con le semplificazioni si sarebbero risolte, in realtà la complicazione amministrativa burocratica resta, e in più abbiamo il sistema della giustizia che è molto lento, che è una delle ragioni per cui tutti i sondaggi dicono non vengono ad investire aziende medio-piccole, che sono quelle che ci interessano di più nel nostro paese, perché ci vuole troppo tempo per avere giustizia, ci sono le tasse e la complicazione amministrativa, e purtroppo non si riesce a venirne fuori. Questi sono dati che volevo lasciarmi, ma questo discorso dell'uscita ufficiale proprio della Brexit, esatto, ma lì è un caso diversissimo dall'Italia. Intanto l'Inghilterra, la Gran Bretagna è un sistema che noi abbiamo sempre guardato con un po' di invidia, perché da loro è tutto molto più semplice, no? C'è una differenza, no? Nell'approccio pubblico-privato. Il pubblico è veramente a disposizione del cittadino, non il contrario, quindi c'è un atteggiamento ribaltato rispetto all'Italia. Abbiamo poi un sistema che non ha il debito pubblico, non aveva il debito pubblico italiano, per cui quando tu non hai il debito pubblico, soprattutto comprato da altri paesi, e sei nella difficoltà che siamo noi, loro mi pare che fossero, adesso non mi ricordo, sul 70%, una roba 80%, ecco, non mi ricordo, mentre noi siamo quasi al 140%, ti puoi anche permettere il lusso di uscire da un mercato unico come quello europeo. Ma perché farlo a questo punto, se loro tutto sommato godevano della loro moneta, se avevano delle autonomie di non poco conto, se continuavano a far parte, perché? No, c'è una differenza sostanziale. Allora, quando tu sei Svizzera, quando tu sei Norvegia e fai parte della EFTA, l'European Free Trade Association, hai degli accordi fra questo gruppo di paesi con l'Unione Europea che riguardano i vari temi che ci interessano anche noi, la libertà di circolazione delle merci, dei capitali, delle persone, delle professioni. Per esempio noi abbiamo Schengen con la Svizzera, tanto per fare un esempio. No? Però in questi casi le leggi che si approvano a livello di questi paesi sono leggi che sono fatte a livello autonomo da quei paesi. Ovviamente ci devono essere
dei coordinamenti, mentre invece all'interno dell'Unione Europea tu hai un sistema diverso, le leggi vengono decise insieme, le leggi più importanti, no? C'è un processo di codecisione. Cioè cosa subiva la Gran Bretagna? La Gran Bretagna soffriva del fatto che molte delle leggi approvate a maggioranza, non quelle all'unanimità perché potevano dire di no, ma quelle approvate a maggioranza erano delle leggi in molti casi che non erano compatibili col loro sistema, diciamo, di vita delle persone e delle imprese. Ma tipo cosa può aver Ma possono essere state per esempio le normative che riguardavano il settore del vino, per esempio, no? La definizione di vino, oppure anche normative più complesse che riguardano il libero commercio, il commercio internazionale, perché dobbiamo anche pensare che un'altra differenza sostanziale fra per esempio l'Italia, no? Perché si parla con semplicismo di Italexit, non c'entra nulla, a parte il debito pubblico, certo. Loro sono in un sistema che si chiama Commonwealth e in una serie di relazioni particolari anche con gli stessi Stati Uniti, dove ci sono dei meccanismi che sono nati prima addirittura dell'Unione Europea e che erano intaccati spesse volte dal sistema di decisione, dal tipo di norme che venivano approvate, che sono approvate a livello dell'Unione Europea. Quindi di fatto ne scontavano un peso. Assolutamente, ma ci sono anche problemi culturali, no? Perché alcune norme possono andare ad intaccare il comportamento appunto della vita di tutti i giorni. Insomma, lo sappiamo che l'Unione Europea ha una marea di competenze, no? Sono tante le competenze dell'Unione Europea, per esempio, certo. Faccio un esempio, l'agricoltura. Loro hanno un'agricoltura nordica, noi abbiamo un'agricoltura meridionale. A un certo punto loro hanno detto: noi non vogliamo più che tutti i soldi dell'Unione Europea vadano, soprattutto più della metà del bilancio dell'Unione Europea vada per l'agricoltura, perché loro erano interessati invece all'impresa e alla ricerca e sviluppo tecnologico. Hanno vinto questa battaglia, ma però ecco, loro hanno dovuto fare una battaglia per ottenere questo risultato. Però diciamocela anche proprio per chiudere, loro non sono mai entrati all'interno dell'Unione Europea, loro avevano il principio del giusto ritorno. Quindi loro, se mi conviene, tutto sommato ci sta. Esatto, loro non davano più di quello che ricevevano e questo va contro qualsiasi principio di coesione, cioè loro vivevano una vita a parte, non si sono mai integrati, quindi forse è giusto anche così, perché a un certo punto, io mi ricordo anche all'inizio degli anni 90, molti auspicavano, era l'epoca della Thatcher, che la Gran Bretagna uscisse fuori, perché ogni norma che si voleva approvare, ogni politica che si voleva definire, ogni finanziamento che si voleva accordare, loro dicevano sistematicamente di no. Hai capito? Quindi di conseguenza forse va bene anche, un bene anche per noi, così non ci tornano i soldi all'agricoltura e altre cose. Cosa dice segretario? Anche se guardando i giornali, evidentemente non partecipo alle commissioni europee, ho visto che la polemica oggi è quella che alcuni paesi dell'area mediterranea, quindi Francia, Spagna, Italia in modo particolare, ma c'è anche la Grecia, chiedono attenzione a certi prodotti agricoli tipici dell'area del sud, ma Olanda, Danimarca, l'Austria stessa, proprio non se ne parla neanche, a conferma di quello che stava dicendo Gianangelo Bellardi, e cioè che c'è proprio una incapacità di vivere lo stare insieme proprio come una coesione, cioè insieme cerchiamo di trovare le soluzioni. Ho visto che ci sono minacce di veti anche da parte del nostro Presidente del Consiglio, del Presidente Conte, sulla impostazione del bilancio dell'Unione Europea. Avete visto che, abbiamo visto almeno dalle notizie che abbiamo, che i 4 paesi di cui citavo prima hanno un'impostazione, loro dicono, di un bilancio frugale, cioè non vogliono superare una certa soglia, l'1% per la verità, del loro PIL da dare all'Europa. E questo, se questo vale per tutti e se passa un principio del genere, beh, credo che anche noi rischiamo di essere fortemente mortificati, soprattutto in tema di aiuti all'agricoltura. Questo quindi diventa sempre il settore centrale a questo punto, un'arma quasi di ricatto. Sì, diventa il settore centrale, anche se gli ultimi dati, così introduco un altro elemento di conoscenza, gli ultimi dati peraltro sono del 13 febbraio 2020, quindi settimana scorsa, martedì scorso o lunedì scorso, della Comunità Europea, fanno il quadro di sviluppo della Comunità Europea dei 27 paesi, adesso l'Inghilterra è già
tira fuori, i 27 paesi danno un quadro di una economia sostanzialmente ferma, aumenta dell'1,2% la media europea, ma è un aumento che è decisamente inferiore all'aumento della Cina. Dopo parleremo, credo, qualche battuta anche sul coronavirus, della Cina, certamente degli Stati Uniti, cioè certamente dei grandi competitor nostri. Siamo certamente molto di sotto. Credo viaggiamo 3 volte meno di quanto previsto negli Stati Uniti nel 2020, eravamo 5 volte meno della Cina. Questo evidentemente deve far pensare. Ma cosa non funziona? Perché lei appunto ha delle indagini che sono state condotte che riportano dei freddi numeri che però dietro c'erano delle grandi verità, e quindi che cos'è che non funziona nel vecchio continente, che cosa si è bloccato, si è arrestato, e di conseguenza regionalismo, il Veneto che si allacciano all'Europa per una serie di dati quindi interessanti, anche questo è in rallentamento, no? Ineluttabile. Guardi, credo che il ragionamento più serio sia questo, uno dei ragionamenti seri possa essere questo. La cosiddetta vecchia Europa, definiamola così per comodità, la vecchia Europa ha corso molto, è diventata la potenza mondiale fino a 50 anni fa, 70 anni fa era la potenza mondiale se sommavamo i vari paesi che oggi sono dentro l'Unione Europea, e quindi molto avanzati. La realtà del mondo era che 2/3 del mondo viveva in povertà e 1/3, vado a spanne per far capire il concetto, 1/3 va bene, noi eravamo dentro questo terzo. Pensare che la storia continuasse così, cioè con i ricchi che vivevano da ricchi e i poveri che vivevano da poveri per loro scelta, beh, anche no, evidentemente, e così è stato. Quindi paesi una volta si chiamavano emergenti, poi le tigri del sud-est asiatico, poi così ogni tanto si cambia la definizione, ma sono quelli i paesi, il sud-est asiatico, l'India, il Sud America per qualche momento, poi è ricaduto un po' in difficoltà. Ecco, questi paesi evidentemente hanno un livello di povertà molto elevato o un livello di ricchezza molto basso. Pensare che stiano fermi è impossibile. La loro corsa in avanti è stata molto più veloce, molto più violenta, molto più consistente della nostra corsa, e quindi evidentemente si restringe la forbice. Noi, oltre a questo fenomeno che possiamo definire mondiale, evidentemente abbiamo cominciato a pagare il conto anche di una serie di limiti che ci siamo messi, dal welfare al rapporto di lavoro, passando per l'anti-inquinamento, i vari accordi internazionali mondiali per ridurre l'inquinamento. Ecco, questi sono stati applicati e si pagano, non è che quando si dice... C'è un costo molto elevato, si pagano. Allora, si dice ma la Cina continua a produrre inquinando, mentre noi abbiamo, per ridurre l'inquinamento abbiamo ridotto anche la produzione. Sì, è un ragionamento vero e ne paghiamo le conseguenze. L'alternativa, non dico che dobbiamo tornare a inquinare anche noi, evidentemente, ma trovare un equilibrio nei tavoli internazionali per costringere, per chiedere, per ma non abbiamo la forza oppure no? Perché dai dati che ci esponeva appunto Gianangelo Bellati non abbiamo neanche più una forza, mentre gli Stati Uniti una forza anche di ricatto, se non altro ce l'hanno, abbiamo visto. Perché sono due gli elementi che rendono forte un territorio. Uno è la moneta, e questo tutto sommato ci siamo arrivati perché abbiamo, per la verità, per mezza Europa, anzi per meno di metà dell'Europa abbiamo una moneta unica, per meno di metà dei paesi europei, e quindi questo è un segno di debolezza. La moneta unica è sempre stato un segno di forza. Due, la spada, si diceva una volta, cioè la capacità militarmente di essere presente. Se non hai né moneta né spada, evidentemente il tuo peso di moral suasion può essere il sorriso, può essere il convincimento, tutto quello che volete, può essere la cultura meravigliosa che abbiamo noi da 2000 anni e più, ma non basta. Quindi bisogna riprendere con forza una identità europea in grado di, avendo alle spalle sistemato alcune cose interne, in grado di porsi nei tavoli con autorevolezza. E quindi chiedo alla Cina a quel punto, amica mia, devi inquinare meno, ma questo costa un po' di più. Va bene, siccome noi lo facciamo, lo fai anche tu, ma se non ho questo potere, evidentemente
Poi dico con un po' di ironia, anche di verità, poi ho visto e vediamo che la natura fa i suoi corsi. Dopo dopo vediamo, esatto. Allora, spirito europeo che non c'è comunque. No, ma io adesso spero di non dare un'interpretazione sbagliata di quello che dice il dottor Renato Mason, però lui, da quello che ha detto che qui c'è una mancanza di Europa. E oggi noi siamo di fronte a un dibattito politico dove invece la colpa di tutto quello che non va in Italia, nel mondo, dappertutto, è colpa dell'Europa. Questa è la moda, Però io faccio alcuni esempi. La Gran Bretagna non è entrata all'epoca nell'euro, e questo dà ragione a quanto lui stava dicendo poco fa della moneta unica. La Gran Bretagna effettivamente non c'era, non c'è mai stata. Perché? Il ministro delle finanze della Gran Bretagna dell'epoca, stiamo parlando di inizi degli anni 2000, disse: io non posso entrare in una moneta unica se il sistema che la governa, cioè l'Europa, assorbe solamente il 2% delle tasse raccolte da tutti i cittadini europei. Ricordiamo, l'Europa ci costa poco perché assorbe solo il 2% di tutte le tasse che noi paghiamo e fa un lavoro enorme. Oggi è in regione, ormai gli unici fondi che sono disponibili per le imprese sono d'origine europea, perché è solo l'unica elasticità di bilancio che c'è e noi paghiamo solo il 2% e siamo anche un'area ricca. Quindi in teoria dovremmo averne anche di meno, invece abbiamo questi contributi importanti. Diceva quel ministro: noi possiamo stare in una moneta unica solo se almeno il 9% delle risorse fiscali vengono attribuite all'organo europeo che poi dopo deve gestire anche la moneta unica. Perché questo? Perché quando tu crei una moneta unica di un sistema così variegato e diverso come è l'Europa, tu hai bisogno anche di travasi, diciamo, di risorse che sono più significative di quel 1% che resterà del 2% per poter aiutare gli altri. Manca una vera politica di coesione, non viene garantita, quindi è pericoloso perché aree più povere possono essere svantaggiate rispetto ad aree più ricche. Giustissimo. È un esempio. L'altro esempio che lui faceva era quello diciamo, della forza nei tavoli di contrattazione. Certo. Ma come facciamo noi ad andare a contrattare con Stati Uniti e Cina se arriviamo sempre separati? Allora qual è il problema che noi stiamo vivendo oggi? Che abbiamo una recrudescenza pericolosissima di nazionalismi, infatti volevo affrontare che quando infatti io ero ragazzo, mi ricordo, studiavo all'Università Ca' Fosca di diritto europeo, mi ricordo che mi ero appassionato all'Europa delle regioni, si torna sempre al discorso delle autonomie regionali, perché avevo, studiando, parlando con i professori, capito che un sistema europeo fatto di stati è un ossimoro, cioè una contraddizione nei termini, perché prima o poi, quando c'è un problema, come abbiamo oggi di economia, quegli stati faranno tornare i nazionalismi per dire noi abbiamo i nostri interessi da difendere contro gli interessi degli altri partner. Quello che si sta verificando oggi, invece, se tu hai un sistema di regioni a fortissima autonomia, è un'Europa di regioni dove è difficile pensare che ci sia una guerra commerciale fra Veneto, Baviera o fra Veneto e la città-stato di Amburgo, perché tutti gli altri dicono fioi, ste calmi, tranquilli, no? Quindi quello che manca è più Europa. Noi abbiamo bisogno di una Europa più forte e quel 2% che è criticato appunto già, è troppo poco, perché come possiamo pensare che questo organismo sovranazionale riesca a fare tutto quello che sta facendo e a dare tutti questi soldi al territorio col 2% solo delle risorse fiscali? Come pensiamo che possiamo avere un esercito comune o avere quella spada di cui diceva il dottor Renato col 2%? Una roba che è fuori del mondo, insomma. Ecco, accennato prego. Sì, aggiungo un'altra considerazione, perché viene a galla in ogni occasione. Noi abbiamo una storia alle spalle molto divisiva all'interno dell'Europa, per una serie di motivi su cui non vale la pena soffermarci, ma ne prendiamo atto. E però questa storia divisiva fra Stato e Stato, fra Francia e Inghilterra, fra Germania e Francia, fra Italia che non c'era allora, ma insomma fra quello che c'era al sud, fra la Spagna, questi li ritroviamo purtroppo puntualmente perché a fronte di una Unione Europea nata sugli interessi, ricordiamolo sempre, su interessi economici, ricordiamo ceca, comunità, ecco, nata su interessi economici, non ha saputo, non ha voluto, non ha avuto il tempo, non do un giudizio etico-morale,
prendo atto, non è riuscita a fare quella come dire, coesione culturale, e cioè divisione di un progetto di società e quindi del mondo globale, non è riuscita a farlo mettendo insieme tutte queste diversità. Porto l'esempio concreto, lo stiamo vivendo e ci costa di questi tempi. La Libia. In Libia l'Italia aveva degli interessi storici. Certo. Accanto c'erano interessi storici di Gran Bretagna, di Francia in modo particolare. La Germania è sempre stata un po' defilata, paga ancora a caro prezzo il periodo nazista, perché la tengono ancora isolata quando si parla di queste cose. E abbiamo visto, non è possibile che l'atteggiamento di Francia sia opposto a quello dell'Italia e contemporaneamente queste due tengano fuori l'Inghilterra perché non va bene, eccetera. Perché poi il risultato, abbiamo visto, è arrivato il turco di turno e ha detto: beh, qua scavo io, qua vado io a vedere se c'è petrolio, di là mando io i soldati, dall'altra parte. E ancora una volta siamo stati imbelli. Adesso abbiamo da controllare se la tregua regge, non regge, ma siamo sempre dopo e sempre, come dire, di rincorsa a soluzioni o a situazioni che non controlliamo. Mancano strategie. Ho portato questo esempio perché sì, ha conseguenze economiche da noi. Esatto, con le ripercussioni economiche. Torniamo a parlare di questo, poi ci spostiamo anche verso la Cina per vedere poi le ripercussioni che potrebbe avere ulteriori, sta avendo, dati alla mano. Pubblicità.